Solito lavoro. Solita interruzione per la ricreazione. Ma nessuno ci fa più caso, perché è il grande evento. Ci sono eventi che i libri di storia non segnalano neppure. E invece La fuga di Iqbal è fuggito. Iqbal è fuggito. Fatima, tu lo sapevi che sarebbe scappato? Come in quei vecchi film che Salvatore ci fece vedere. Ma poi all'improvviso lo interrompe. Io me lo ricordo. C'era gente che si copriva le mani. I pugili dicevano: Iqbal ha sempre sognato questo, coprirsi le mani, per questo è fuggito. ho visto Salvatore e i suoi amici salire sullo sfogone per andarlo a cercare. Ce l'ha fatta. Come imprecavano, la padrona poi era livida in volto. Sono 2 giorni ormai. Fatima, vedi qualcosa nel cortile? Niente di nuovo. Ce l'ha fatta, forse. La padrona al lavoro. D'ora in poi lavorerete tutti un'ora in più, tutti i giorni. È scappato di qui, niente più ricreazione d'ora in poi. Severus, conti per i conti dopo. Allora, novità? Come? 2 militi qui? Ah, ho capito, vengo subito. Voi riprendete a lavorare. Allora, che succede? Non riesco a vedere. C'è gente. Ora la padrona è andata ad aprire il cancello. Sembrano 2 militi. Ma sei sicura? Fammi vedere, io non so come sono fatti la vita di un po'. Ho visto in pubblicità. Servono a difendere i vecchi, le donne, i bambini. Chi è indifeso, come noi. Sì, ci sono 2 militi. E c'è anche il con loro. C'è Iqbal. Sì, Cosa dici? Ci libereranno? Guarda come si prende quello della padrona e quel porco di Salvatore. Mancava qui qualche uso per terra a forza di chiamarci. Non so, ragionamenti, stanno andando. Ma non riesco a capire. Secondo me il fatto ha denunciato la padrona. L'ha denunciata? E vuol dire che metteranno lei e Salvatore in prigione? Zitti, zitti. Adesso la padrona sarà qualcosa di me. Ridono. Non capisco. Cosa succede? Adesso Salvatore ha preso la mano di Iqbal e lo sta tirando a sé. Che succede? Salvatore, la padrona ha preso Iqbal, è nelle mani di Salvatore. Miracoloso come un corpo celeste che percorre tutta intera la sua orbita. Percorre tutta intera la sua Delicato come una stella che fugge nel cielo. luce nel cielo, Inarrestabile come 100 passi nella notte. nella notte, Per nel momento della rivoluzione. posizione, Rivoluzione senza armi, degli ultimi che si fanno qui. degli ultimi che si fanno. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo, una sola primavera di coraggio, rivoluzione e poesia. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo, un'eterna primavera di coraggio, rivoluzione e poesia. Vediamo la vostra produttività. A che punto siete arrivati durante la nostra assenza? Severus! Sì signore, ordine signore! Sì signora, ordine signora! Hai raccontato la sorte del loro amico ospite della nostra benamata tomba da quanti dì, Severus? 6 signora! Stupido, 7, compreso domani. E il successivo è un debito. A proposito di debiti, speriamo che i vostri lavori siano adeguati, altrimenti non potrà che... Aumentare signora! Bene, mostrare le mani. Severus, portami il contamaterializzatore. Marco, 3 segni in meno. Magda, 4 segni in meno.
Sara! 4 segni in meno. Salman! Salman, quanto hai prodotto per fare i tuoi ultimi mattoni? 1 settimana, signora. Lavoro mediocre, un solo segno in meno. Pedro! Pedro, un pasticcio, via, nessun segno in meno. Ilenia! Non vale, eh? Sì, 3 segni in meno. Lula! Che cosa? Che cosa? Guarda. Severus, questo che cos'è? Non lo so, padrona, non lo so. Non lo sai? Ha disegnato dei bordi sulle palme delle mani, tu non lo sai? Che significa? Quando mai ti ho chiesto questo, sciagurata? Le mani non si coprono! Lucia, guarda! Nella tomba, anche tu nella tomba! No! Se mandi lei, allora manda anche me. Che cosa? Che cosa? Ho detto punisci anche me. Come osi? Ah sì? Ti accontento? Beh, che cavolo! Allora, ma che c'è? Che c'è? Ora mi sono messa a cappellare anche questa! Manda anche me! Manda anche me! Sono passati 8 anni da allora e ricordo ancora. Alla fine scapparono. Donna, Annunziata e Salvatore batterono in ritirata diosicando vane minacce, inseguiti dalle nostre urla e dalle nostre pernacce. Un'ora dopo il padre era di nuovo tra noi, molto provato, molto pallido, molto affannato, ma vivo. Vero, Lula? Sì, e vivo lo sarebbe stato sempre nei nostri cuori. Quando riuscimmo a riacquistare la libertà, sapemmo che nel regno di Amor c'erano leggi e c'erano persone impegnate ad aiutarci ad abolire la grande promessa. Sempre più bambini poterono indossare i guanti di Iqbal e lui poté realizzare il suo sogno, tenere la grande conferenza nel palazzo di vetro della metropoli. Ma a quella conferenza ci avevamo già partecipato, un giorno di pioggia in cui, davanti alla cancellata di Annunziata e Salvatore, Iqbal fu partito verso il nostro luogo di prigionia. Sì, Iqbal è vivo nei nostri cuori, ma l'hanno freddato quelli della mafia e dei tappeti del Pakistan. Oh, quanto è duro disobbedire tanti salvatori che ci circondano. Io lo so. E quel bambino come noi, quello con lo yo-yo, quel Borge, dove sarà? Lui è una possibilità, potete essere voi, noi, e se non cambia lui, Iqbal morirà di nuovo. È per questo che siamo qui, per ricordare. È una storia triste, vi ha detto qualcuno. Non è vero, è la storia di come si può conquistare la libertà. Ed è una storia che va avanti tutti i giorni. Anche mentre voi ascoltate queste parole. Non sembra, ma è sfumato una storia italiana. E così vogliamo chiudere questo incontro con un atto contro le mafie e i settatori, che ogni giorno minacciano gli indifesi. Perché come il giudice Falcone Borsellino, il giornalista più fine in passato, ci hanno insegnato. Tutti insieme dobbiamo contare e camminare. 100 passi di Falcone, Borsellino, nel passato, Iqbal. Si sa dove si nasce
partecipato